Conferito oggi al prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato a Roma, il premio culturale Artigiani della Speranza a cura del Parlamento della Legalità, presieduto da Niccolò Mannino. Il premio, istituito contestualmente al Giubileo della Speranza 2025, è nato dalla collaborazione fra il Parlamento della Legalità Internazionale e la Pontificia Accademia di Teologia e celebra e valorizza coloro che con gesti concreti e creativi plasmano una società più giusta e solidale. Il premio è dedicato agli artigiani della speranza, individui o gruppi che con rispetto, creatività e dedizione costruiscono quotidianamente il bene comune, promuovendo la dignità umana e avendo a cuore la fragilità degli ultimi, e intende riconoscere chi agisce con spirito di servizio e amore per il prossimo, incarnando i valori cristiani della speranza e della solidarietà. Ringrazio Niccolò Mannino e grazie davvero a tutti per avermi conferito questo premio. Davvero sono contento e soprattutto contento che questo Parlamento della legalità sta andando davvero molto bene, molto forte, e che soprattutto sia davvero attrattivo per tanti giovani, quindi questo è veramente confortante e lascia ben sperare per il nostro futuro. È un premio importante che abbiamo già noi designato e consegnato nella Chiesa degli Artisti di Roma, e oggi con grande gioia abbiamo voluto mettere nelle mani del nostro Presidente onorario del Parlamento della Legalità, il Prefetto Renato Cortese, questa targa che racchiude la gioia, l'entusiasmo e la bellezza di tanti bambini, di tanti adolescenti che hanno partecipato a un progetto culturale sul tema ricostruttori, artigiani di bellezza, e quindi noi ci crediamo, e avere accanto persone meravigliose come il Prefetto Cortese ci incoraggia a non mollare, e come diceva Paolo Borsellino faremo di tutto per sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà.